Buongiorno, è la rassegna stampa di TG Plus per la pagina padovana. Partiamo con Il Mattino. Ucciso per l'ospitalità negata, arrestati gli assassini di Albertedda, 24 anni, agguato dopo il no al posto letto per un connazionale, ma restano i dubbi. Andiamo a vedere anche, comunque Il Mattino dedica parecchio a questa notizia: i due fratelli albanesi in fuga per 10 ore fermati a Villesse. E le altre notizie che riguardano Padova: le nuove telecamere in città, da agosto via le multe, insomma si fa la prova finisce a luglio e poi da agosto chi passa davanti alle telecamere avrà la multa. Altre notizie: un tredicenne rischia di annegare, è stata formata una catena umana che lo porta in salvo. E poi per il meteo, Vigonza chiede un altro stato di calamità, colpiti 2 volte, c'erano alberi in mezzo alla strada. Vigonza proprio è stata un po' devastata la zona, ma anche nella strada che porta a Padova, che viene da Treviso, si vedono gli alberi in mezzo alla strada. Andiamo a vedere su Gazzettino invece che cosa dice. Io libera fino alla fine, grazie. Treviso, l'addio di Gloria con il suicidio assistito, primo caso con i farmaci dell'AS. Questo è un buon focus che andremo a cercare di fare oggi. Cappato alla sanità del Veneto di Zaia, ha evitato una morte tra le sofferenze. E vedete questa foto particolarissima, molto inquietante anche di questo buco nella zona radar dell'aereo. Allerta meteo a nord-est, si teme ancora grandine. Erano vicini al confine, presi 2 in fuga dopo l'omicidio. Questa è una notizia che troviamo un po' dappertutto, compreso quella del maltempo. E gli esami di riparazione che tornano a settembre, riporta il Gazzettino questa notizia. Vedete che il Corriere del Veneto parla anche del primo suicidio assistito. Gloria, malata terminale, ha ricevuto il farmaco dell'ULS 2. La vita è stata bella, ha detto. E dopo l'allerta gialla c'è quella arancione. Si dice: proteggete le auto, perché la grandine ha fatto devastazione anche tra i mezzi. Bellissima la fotonotizia: c'è con un oro da Ironman, sa reggere gare ravvicinate e porta a casa medaglie. Bravo sto ragazzo. Solo 71 residenti in più dei posti letto, turismo entro l'estate. Insomma, si parla dell'area, insomma, dell'area di ricezione di Venezia. Attenzione, andiamo a vedere anche la prima pagina di Padova, naturalmente, perché stiamo parlando di Padova, di Notizie Plus. Abbiamo l'azzeramento per il 2023 dell'IMU dovuta da Ater, e poi la ZTL, vedete anche noi ne parliamo. A luglio si chiude il pre-esercizio, quindi da agosto ci saranno le multe. E poi un'altra notizia: il turismo, che servono nuovi italiani. Se ne parla con, vedete, Pozza, vedete Rigo Cipriani e Paolo Doglioni nella foto. Per quanto riguarda la pagina padovana è tutto.